punti di riferimento prima che punti di consumo. Questa è l'idea con cui CNA si approccia a questa iniziativa, pensando agli estetisti, ai parrucchieri, agli operatori del settore della cura del benessere della persona, pensandoli non solamente come confidenti, consapevoli e inconsapevoli, ma come persone formate che possono intercettare ravvisaglie sul territorio e poi orientarle però verso servizi che già esistono sul territorio, sono istituzionalizzati, funzionano bene, ma l'importante è conoscerli. Il progetto è partito proprio dall'idea che Venezia è ancora un territorio pieno di relazioni, quindi sono 2100 le nostre attività presenti su tutto il territorio della provincia di Venezia e queste attività possono essere il punto di contatto tra una situazione di disagio e i servizi che possono risolverla. Questo è l'obiettivo del progetto, cioè rendere partecipi, consapevoli e preparate gli operatori del settore benessere e dello sport a raccogliere queste esigenze e tradurle in quelli che sono i servizi già presenti sul territorio, rappresentati oggi dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, ma che su tutto il territorio della provincia di Venezia possono trovare effettiva efficacia e risposta. Sono problemi importanti dove le nostre operatrici non possono sostituirsi, ma essere megafoni veri di questi importanti servizi. Il centro antiviolenza del Comune di Venezia, che ha una storia trentennale del primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, è partner attivo all'interno di questo progetto così importante promosso da CNA, un progetto che vede gli operatori della cura e del settore della cura sentinelle sul territorio e un progetto che rientra perfettamente in quelle attività di sensibilizzazione, prevenzione e formazione che insieme al centro antiviolenza e alle nostre operatrici stiamo continuando a proporre alla società civile. 6.000 sono gli operatori del benessere che lavorano nella provincia di Venezia, 2.000 sono gli associati CNA che possono aiutarci attraverso il loro apporto a fornire servizio di prossimità rispetto al tema della violenza che abbiamo sviluppato attraverso il progetto Specchi che proteggono.